Decor Racing One. Adesso facciamo una dimostrazione su questo pannello piastrellato. Partiamo con l'Uniprimer che va direttamente sulle piastrelle senza la necessità di una rete. La rete va solo utilizzata con la nostra resina in casi su un pavimento del genere ci sono delle tracce, ci sono dei rappezzi diversi, quindi andiamo a mettere sulla rete. Ma se abbiamo un pavimento che è bello tipo questo genere qua, non c'è bisogno della rete. Come possiamo vedere qua abbiamo una fuga abbastanza larga, quindi vi faremo vedere come in una mano andiamo a coprire tutto. Andiamo a preparare l'Uniprimer versiamo dentro 1 litro d'acqua, andiamo a versare più o meno sui 2,5 kg di polvere. Vi ricordo, la consistenza la decidiamo noi. Se abbiamo delle fughe un po' più piccole lo facciamo un po' più liquido, se abbiamo delle fughe così importanti lo andiamo a fare bello consistente. Come consumo medio su una piastrella del genere dobbiamo stare sul 1,5 kg al metro quadro. Una volta preparato il nostro Uniprimer, che sarebbe un primer fibrato, quindi pieno di fibre, andiamo a lisciare le nostre piastrelle. Quindi se abbiamo questo pavimento in una casa, cosa dobbiamo fare? Lavarlo bene, sgrassarlo benissimo e partiamo direttamente su. Quindi, come possiamo vedere, questo primer è veramente elastico, possiamo farlo più liquido, dargli su una bella sporcata veloce, proprio tirato a zero, e dopodiché andare un po' a caricare con l'altra mano. Quindi, volendo, abbiamo 2 soluzioni. Finita la nostra applicazione, dobbiamo aspettare qualche ora, meglio il giorno successivo, dopodiché lo andiamo a grattare bene per ricominciare con la nostra Decor Racing One. Dopo aver applicato il nostro Uniprimer direttamente su piastrelle, andiamo il giorno successivo e il risultato è questo qua, veramente durissimo. Forse si spacca sotto la piastrella, ma questo no, quindi veramente robusto, flessibile, perché essendo poliuretanico, il poliuretanico è più flessibile, e in più abbiamo questo primer qua è carico di fibre, quindi è un primer fibrato, veramente molto versatile. Prima di applicare Decor Racing One di grana media, partiamo con la grana media, gli andiamo a dare una carteggiata con l'HD 40 della Mirka, quindi proprio una carta fortissima. Dopo il nostro primer andiamo ad usare la nostra resina grana media di questo colore qua dalla nostra cartella Essenze Cromatiche. Passate le 3-4 ore siamo pronti per dare la seconda mano della nostra resina, quindi diamo una leggera carteggiata con la 120 giusto per togliere qualche crestino e dopodiché prendiamo di nuovo la nostra Decor Racing One e ripassiamo la seconda mano.
Finita la nostra seconda mano con la nostra resina, siamo pronti a carteggiarla con la grana 120. Vi faccio vedere un piccolo dettaglio che abbiamo simulato su questo grande pannello. Quindi qui abbiamo la piastrella, questo qua è il primer che abbiamo dato mano su mano, prima mano di resina grana media, seconda mano di resina grana media. Dopo aver carteggiato la nostra resina poliuretanica, siamo pronti a dargli su il protettivo bicomponente poliuretanico. Come potete vedere anche è molto dura alla compressione, è veramente antigraffio, si graffia l'alluminio, ma il pavimento non abbiamo veramente problemi. Prendiamo il nostro rullo e ci andiamo a passare su la resina. Quindi il mio consiglio qual è? Sempre di incrociare le mani, cioè prima mano di un verso, seconda mano dell'altro verso. Trascorse le nostre 24 ore, siamo pronti per la seconda mano. Finita la nostra resina poliuretanica a rullo, come potete vedere il nostro pavimento è perfettamente senza fughe, quindi abbiamo ricoperto la nostra vecchia piastrella senza fare nessuna demolizione.